Non è da molti mesi che il Farmer Market di Campocannoni si è trasferito in Piazzale Europa, mantenendo lo stesso giorno d'apertura, il sabato, un tempo congruo quindi questo passato per tirare le somme e fare considerazioni se la scelta sia stata saggia o meno. I coltivatori diretti e i produttori che qui aprono i loro banchi di frutta, verdura, carne, salumi e formaggi non sembrano essere scontenti della nuova realtà. Innanzitutto nella nuova location non hanno il problema di trovare all'apertura qualche stallo occupato da vetture e di dover quindi attendere o il proprietario o le forze dell'ordine per la rimozione. Accadeva molto di frequente e rendeva problematico iniziare la normale attività di mercato per uno o per l'altro degli stendisti. Il posto era molto più pulito rispetto a Campocannoni, dove spesso si dovevano togliere deiezioni canine e ripulire prima di approntare i banchi. Il posto ora è più bello, più riparato dal vento, ora è una piazza e non più un parcheggio ad accoglierli. Nonostante ciò, nonostante il Farmer Market si sia spostato di poche centinaia di metri, è cambiata invece la clientela. Come ci confida un coltivatore, in Campocannoni era più frequente vedere clienti fare scorta di grandi quantità di frutta e verdura. Forse era più pratico avvicinarsi per caricare la macchina, suppone. Ora ciò lo si vede con meno frequenza, ma viene da chiedersi se dipenda anche dai portafogli che in questo periodo hanno diminuito la loro capacità di spesa. Sicuramente aver cambiato location ha portato un vantaggio ai residenti nell'area di Campocannoni, che non sono più costretti a liberare il parcheggio per dare spazio ai furgoni e ai banchi del mercato, mentre in Piazzale Europa, in questa specifica area, il problema proprio non sussiste. Si dà sempre, quasi sempre, la colpa ai giovinastri quando ci sono atti di puro e semplice vandalismo, ma a quanto pare essere giovani non è una condizione indispensabile per essere idioti o per comportarsi in modo idiota. Ed è stata la pizzeria Scuffiotte in via San Marco a farne le spese. La videosorveglianza in orario di chiusura della pizzeria ha colto due persone, le quali, di punto in bianco, hanno deciso in modo repentino e inaspettato di massacrare una struttura esterna del locale, per poi darsi alla fuga. Certamente non sono giovani, quindi non hanno neppure quella scusante a giustificarne il comportamento. Mai giustificabile un atto di vandalismo né contro la proprietà privata né contro quella pubblica, ma lo è ancor meno se chi commette questo reato dovrebbe avere coscienza di ciò che sta combinando. Se qualcuno dovesse riconoscere i due protagonisti dell'atto vandalico compiuto contro una pizzeria i cui titolari stanno facendo di tutto per renderla più accogliente e pronta per essere appetibile dalla propria clientela, insomma, se dovesse riconoscere i due individui, che lo riferisca a chi di dovere. Ormai è una vera e propria sfida quella tra Alessio Sergio, pensionato, e la sezione operativa navale Guardia di Finanza di Chioggia. Il pensionato, ex dipendente della Regione Veneto, opera come un vero e proprio commerciante di vongoli, operando nella totale illegalità, acquistando dai caporossolanti, pescatori quasi tutti con grandi difficoltà economiche, le vongole, rivendendole poi in nero. Ieri pomeriggio abbiamo assistito praticamente in diretta al secondo sequestro operato dalle fiamme gialle, di un elevato quantitativo di vongole conservate in un garage sito all'Isola dei Saloni. Da quel che ci risulta si tratta almeno del terzo intervento nei confronti del pensionato e del secondo sequestro di un locale utilizzato come base logistica sempre dalle fiamme gialle della sezione navale della Guardia di Finanza di Chioggia.
Al di là delle diverse contestazioni negative su questo tipo di attività, che oltre ad evadere il fisco sono fortemente penalizzanti per tutti quegli operatori che invece operano nel rispetto delle regole, ci sono altre due considerazioni di non poco conto. La prima riguarda la salute pubblica. Ci sembra poco probabile che il pensionato commerciante in nero possa avere la sicurezza di acquistare e poi rivendere un prodotto che sia sano e non contaminato. La seconda riguarda lo sfruttamento di una categoria di pescatori che, non avendo altri sbocchi, altre possibilità economiche, continua ad esercitare la pesca di frodo rischiando sanzioni importanti per modeste quantità di prodotto. Il signor Alessio Sergio, evidentemente, considerando la perseveranza con cui continua ad affittare garage che utilizza poi come base logistica, evidentemente non ha nulla da perdere, sicuramente sarà un nullatenente e penserà quindi di continuare la sua attività illegale. Al momento però la sua sfida alla sezione navale della Guardia di Finanza di Chioggia è assolutamente perdente. Per il 16 agosto l'ente Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha organizzato una giornata di apertura al pubblico dell'impianto idrovoro di Cabianca, con interessanti visite guidate all'interno della struttura ad ingresso gratuito. Si tratta di un interessante evento e consigliamo di approfittare della visita guidata. Allora, siamo alla CAM, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente dell'intero territorio nazionale.
Con l'ordinanza 175 pubblicata in data odierna 6 agosto 2022, l'amministrazione comunale si è finalmente decisa di attivare a pagamento l'area di sosta denominata Parcheggio Padova, situata a Sottomarina dietro il centro congressi. La gestione del parcheggio è affidata alla società SST, socio unico il comune di Chioggia, che dovrà predisporre attrezzature, cartellonistica, tutto ciò che serve per la gestione del parcheggio. Dalla pubblicazione dell'ordinanza i tempi tecnici previsti per l'apertura concreta del parcheggio dovrebbero essere di pochi giorni. Ci sarebbero quindi buone probabilità che il parcheggio, di cui c'è un immenso bisogno, sia operativo al massimo entro una decina di giorni. Nell'ordinanza viene citata anche la delibera comunale 159, sempre in data odierna, che regola tariffe, orari e periodi di funzionamento del parcheggio. Più di qualche operatore turistico ha criticato il ritardo con cui è stata decisa l'apertura del parcheggio Padova, soprattutto considerando la notevole scarsità di posti auto che affligge tutto il territorio comunale.